Ciao Butei e benvenuti in un nuovo video della Rusnata. Ancora siamo a Pian Cansiglio, Foresta del Cansiglio, con la Flo e il solito Mochi e Mattia. Ciao. E siamo venuti a sentire e a vedere i cervi che bramisse. Ovviamente con questa GoPro senza zoom non si riesce mica tanto a vedere, ma là. 4 del pomeriggio. Allora Butei, ancora, visto che ho qua la Flo che è una guida, è inutile che parla a me, che non so niente, è meglio che parla Ela che la sa di più, però ha un piccolo problema: quando la fa ste robe qua la diventa professionale e che scappa l'italiano, porti pazienza. Allora dove si catemo? Allora siamo a Casa Vallorc, che per gli amici è un posto dove si può venire a dormire e a mangiare, quindi passare più giorni qui e godersi 24 ore e più in Cansiglio. Adesso ci troviamo ai bordi della piana, entriamo nel bosco, nella zona di Faggio, della Faggetta, e questa zona proprio si chiama Vallorc, Valle degli Orchi, con un sacco di leggende in cui si diceva soprattutto ai bambini e alle belle fanciulle che non potevano girare da sole qui, soprattutto di notte, perché gli orchi li avrebbero catturati e mangiati. Guarda questa qui. Chi tiene pulito il bosco? Pronto? C'è lo specchio, immagino. Tada! Questa è bellissima! Sì. Questa proprio andrebbe messa in tutti i boschi. Venga. Porca puttana. Spieghi un po'. Ecco Flo, allora, noi non mi ha visto i cervi venire fuori dal bosco, ma andiamo a beccare il pascolo. Dopo mi ho visto una femmina di gheppio. Sì? Capriola. Sì, ma quel capriolo era prima. Ciao. Le poiane. No, il concerto adesso il concerto dei cervi, tanta poesia. È bellissimo sto posto qua. Sì. Evviva! Evviva! Salute, viva i cervi! E viva il Cansiglio! Evviva! E allora Butei, anche per sto video è tutto. È stata un'esperienza incredibile ascoltare i bramiti dei cervi, i parleoni, e adesso mangiamo e beviamo. Sì. E ricordive, lasciare solo peste e cattare su solo sgaudire.